Bellissimo. E fanno sì che gli angoli delle case si scollino e crollino le case. I sassi, perché tante case sono fatte di sassi, sono ancora fatte di sassi. Movimento, muovono tutti questi sassi, evidentemente per poco cemento usato una volta, il terremoto, quindi il movimento, sentiamo il rumore. Per farvi capire, non so se riuscite a vedere, questo è uno dei primi sismografi su un soffitto o una base. Sotto c'è una striscia di carta, naturalmente questo è fisso e si muove solamente la striscia di carta. Sento questo sistema e sicuramente era dentro su una stanza, quindi si chiama sismogramma. L'energia liberata è la stessa della bomba atomica esplosa per esperimento sull'atollo di Bikini nel 1946. Comunicazione in effetti significa mettere qualche cosa in comune, ok? E noi, uomini e donne, esseri umani, siamo molto bravi a fare questo. Lo dobbiamo fare, anzi. Giulia la porto un attimo dietro e gli do una istruzione. Giulia tornerà qua e cercherà di comunicare quello che io ho chiesto di comunicarvi, ok? Quindi voi dovete stare attenti a capire che cosa vi comunicherà Giulia, perché non è mica solo una la forma di comunicazione, ce ne sono veramente decine. Voi capite immediatamente che per comunicare in emergenza dobbiamo essere bravissimi, perché dobbiamo dire poche parole e quelle poche parole devono cogliere immediatamente il segno, devono cioè dare il senso di quello che noi dobbiamo dire. Prima una nave non poteva comunicare con la Terra, non poteva comunicare con altre navi, perché voi sapete esisteva il telefono, esisteva il telegrafo, ma il telegrafo aveva bisogno di che cosa? Di un filo, e la nave in mare chiaramente non è che potesse portarsi dietro il filo, no? Un marconista del Marconi, il marconista del Titanic, cioè l'operatore della radio, con il telegrafo lancia con il codice Morse questo messaggio, e siccome i radioamatori utilizzano le onde radio e non i ripetitori telefonici, voi capite che non c'è problema di intasamento, quindi possono continuare a operare anche in situazioni appunto di emergenza. Praticamente ora simuleremo la caduta di un elicottero appunto nei dintorni qui. Vi sarà data una mappa dove dovrete seguire un percorso. Partirete da qui dove c'è la barra di chiusura della strada, i vostri accompagnatori segneranno il tempo di partenza e il tempo di arrivo, e sarà fatta una valutazione del tempo che impiegherete per trovare i bersagli o le persone scomparse su quello che troverete. Cosa avete trovato, Cambio? Abbiamo trovato una persona sotto shock in Bravo 2, passo. OK, Alfa da base, ricevuto. Passo. Dov'è? Luce sulla mappa. Sentite? In basso. Base da Charlie, cambio. Charlie da base, passo. Qua. Ok. Abbiamo trovato una persona con sintomi di epitassi in Bravo 4. Posso? Base, qui squadra hotel. Abbiamo trovato persona con sintomi di epistassi in Bravo 4. Passo. Attenzione squadra hotel da centrale operativa 118. Per cortesia non capiamo il sintomo del paziente. Ripetete con codice nato, grazie. Allora. Ah, quella roba.
Chiediamo se possiamo rientrare alla base. Grazie. Qui Squadra Hotel. Base, qui Squadra Hotel. Ecco. Papa. India. Alfa. No. No, S. Scusa. Sierra. T. Tango. Alfa. Sierra. Sierra. India. Passo. K, grazie, dall'operativa 118 inviamo subito al medico con presidio. Grazie, passo, chiudo. Come mai non avevate la radio? Quando abbiamo detto venite a prendervi la radio, come mai non sono venuti a prenderla? Perché non c'era. Allora una squadra che va in esplorazione senza radio non deve partire, perché altrimenti non ha il telefono, non ha la radio, parte in esplorazione un bosco con chi comunica, con i segnali di fumo, cosa fa? Però se voi dite mi chiamo al quale chiamo perché c'è un fisso dove sono, la via, l'indirizzo. Secondario che va messo in bocca, tramite il quale mi arriva l'aria. Questo è collegato a sua volta ad una bombola, eccola qua, la bombola è piena solo di aria, non c'è dentro nessun tipo di cose strane, è aria compressa perché così ce ne sta molta di più dentro un contenitore. Questo gruppo qui c'ha anche questo strumento qui che si chiama manometro, che mi permette di vedere quanta aria c'è dentro la bombola. Tramite un pulsante, vedete, questi due pulsanti qua, uno carica e uno scarica, questo carica, riempie il giubbetto d'aria. Quindi mettendo dentro aria è il principio dei sommergibili. 2400 litri d'aria, dipende poi sempre da una persona quanto respira velocemente, quanto diciamo respira lentamente, ma ti possono permettere di fare un'immersione da mezz'oretta fino a 40-45 minuti. Su, lateralmente, solo esatto, bravissimo, così. Bravissimo. E la cima ti aiuta, esatto, ti tieni bene a non farla scorrere. Spazzola. Ancora c'è? Spazzola, ti ricordi cosa dobbiamo fare, vero? Sì. Ok, perfetto. Cos'è? Il peso. Bene, l'abbiamo trovato, bravissima! E qui avevo iniziato l'addestramento con il mio cane trova una persona. Come faccio a sapere che l'ha trovata? Abbaia. Una delle prime cose che dobbiamo insegnare ai nostri cani è appunto abbaiare. Come si fa a capire che il cane ha ritrovato la persona? Quando abbaia.
no paia. Ecco, allora lui ha stimolato l'abbaio, con quel gesto lì ha stimolato l'abbaio. Magari in primi tempi bisogna lavorare molto con il cane. Quindi si lavora così, dopo per gradi si passa a un'altra persona che è... devono sempre fare CQ. Ovviamente che cosa farò? Farò CQ e poi metterò il mio nominativo, che è India Zulu 3 Whisky Sierra Papa. E dirò anche qual è la frequenza in cui sto lavorando. La frequenza in questo caso è la frequenza dei 7 MHz, cioè dei 40 metri di lunghezza d'onda. EA, Francia, FA, FF, F, eccetera. Che cosa sono? Sono le sigle che identificano a livello della radio i vari paesi. Eco 7, Eco Tango da Italia Uniforme 7, Bravo Yankee Papa chiude. La zona 7 è la... Se il 3 è Veneto, la zona 7... Ecco qua, Finlandia. Finlandia, eccolo qua. Questo signore, vedete, sta chiamando dalla Finlandia. Che cosa ha chiamato? CQ, dà il suo nominativo. Se qualcuno gli risponde sempre via computer, vedremo qua la risposta. I radioamatori però non sono sempre così seriosi come deve essere ovviamente in caso di emergenza. I radioamatori... Le attività con le squadre dell'Open Day di oggi si sono concluse, vi dicevo 20ª edizione per quanto riguarda i campi avventura, 20º episodio, quindi per noi è ormai un'attività che è rodata, che funziona, che è dinamica, che dà la possibilità a tutti i volontari di partecipare e a tutti i ragazzi di potersi iscrivere, ovviamente nei limiti delle possibilità con le risorse che abbiamo, risorse che comunque credo siano delle risorse spese bene, come le risorse per la formazione, e per noi comunque è un risultato notevole, un'eredità che farà sì che questi ragazzi molto probabilmente saranno i volontari di domani e avranno già qualcosa imparato che gli avete trasmesso voi in questi anni. Quindi vi ringrazio, vi invito a fare una bella foto per comunque avere un ricordo insieme dell'attività che abbiamo svolto e dopodiché passeremo il pranzo insieme per chi si ferma. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata. Quindi abbiamo dei signori, ma chi sono questi signori? La protezione civile. Oh, molto bene! Uno dei L'illuminato. progetti è quello di creare non soltanto una protezione civile italiana, ma anche una protezione civile europea. Fai vedere bene, ok? Non vedo bene, scusa. Che però sono volontari della protezione civile che hanno fatto un corso perché si stanno addestrando per lavorare con i bambini
durante le situazioni di emergenza. Quali secondo voi sono le caratteristiche, le abilità, me lo tieni per favore? Che deve avere un volontario di protezione civile che deve andare a lavorare con i bambini. Questo progetto si chiama come? Vediamo. CP4. CP for All. CP for All. Che vuol dire? Protezione civile per tutti. Quindi avete 20 minuti di tempo per riunirvi nelle vostre squadre. Quando abbiamo finito vi chiamo di nuovo, facciamo un cerchio e ogni squadra presenta alle altre squadre. Potremmo fare. Silenzio, un bravo volontario. Ci farà. Dovrebbe avere queste caratteristiche. Essere comprensivo. Saper ascoltare. Ispirar fiducia, essere divertente, molte altre cose. Io quando sarò grande sarò uno di loro. Wow! Il pompiere paura non ne ha. Vediamo sempre il nostro cuore. Piccolo corsetto su quello che sono le manovre salvavita. Perché? Perché sono manovre molto semplici che però fanno la differenza tra il vivere e il morire. Perché? Perché se io ho la bocca piena di roba e la roba mi va giù nella trachea, allora cominciamo da capo. Ci sono due tubi, giusto? Uno è la trachea e uno è l'esofago. Bravissimo! Ma se mi te stroppo il buso, giusto? L'aria passela? No. E allora muoio. Bisogna trovare un sistema per fargli sputare fuori sto pezzo di roba, sto giocattolo, sto panino, sto qualcosa che ha chiuso la trachea, ok? Cioè noi finché abbiamo un paio di minuti ce la facciamo a salvare una persona. Comunque allora la prima cosa è la prevenzione. Per favore, siete grandi abbastanza, abituatevi a infilare, anche perché adesso la nuova normativa dice che le cinture sia davanti che di dietro. Alberto? Sono tutti gruppi montuosi della regione Veneto, di grotte ancora da esplorare. Ce ne sono più grotte che montagne da esplorare. Infatti quando c'è una chiamata di soccorso ogni stazione è responsabile del posto in cui opera. Okay. Capita spesso che risponde Friuli, Bolzano, Trento. La grossa differenza per voi è che c'è Belluno, che è EMS-SAR, Verona, EMS-SAR. In Jeep, sulle Jeep che vedete quella là in fondo, no? Ci sono dentro altri materiali per fare questo tipo di interventi, perché non è così usuale fare l'intervento col parapendio. Tranne che per le stazioni Belluno, Feltre e Alpago. Dello zaino. Beh, sicuramente indispensabile è una corda, questa è una corda da 60 metri, bastano 4-5 moschettoni e poi dei sistemi, degli sensori per salire e anche scendere dall'albero in maniera facilitata. Non mi servirà, però
io non so mai cosa trovo, no? Quindi abbiamo spezzoni, altri spezzoni di corda, cordini e altre carrucole. Stai fermo, Luca! Ha fatto il giro sul rinvio, la metti in sicurezza, capite bene che la gamba, la parte della gamba che ciao, Sono più il cielo. la persona che ha la testa Vai. Perfetto. Anche l'altro, dipende dov'è. la legatura deve essere ottimale Più grave è in modo che il paziente non si muova e non senta neanche male. E se io lascio così, c'è bloccato. Il lavoratore dietro è sempre subordinato a chi è davanti, gli deve dire gli ostacoli che trova. Muscoli ragazzi, Marco. Quelli balzano. Sì, Marco sta mimando il gesto. Si ha imparato. Grazie. Scusami, c'hai un ragno. Ancora! Buongiorno e benvenuti a Longarone. Chi è già stato qui da noi? Tutti. Allora, chi non è stato qui da noi? Insomma, no. Bene. Allora, intanto io vi presento Arnaldo Olivier. Arnaldo Olivier oggi vi farà da guida. Lui è stato un superstite del Vajont, abitava nella frazione qui vicina di Codissago e oggi vi accompagnerà in quelli che sono i 3 luoghi della memoria che abbiamo scelto un po' insieme e condiviso di farvi visitare. Voi sapete che il 9 ottobre del 1963 c'è stata questa frana che ha praticamente provocato un'onda che ha scavalcato la diga del Vajont e ha distrutto l'80% di Longarone. Qual è un po' il messaggio che penso tutti noi vogliamo dare? Sono un po' 2 i messaggi importanti. Il primo è quello che l'uomo non deve mettersi contro la natura ma deve rispettarla. Qui è stata costruita una diga in un luogo dove non doveva essere fatta, perché la montagna era molto fragile e quindi appena gli sono stati bagnati, diciamo così, i piedi, è scivolata nell'acqua. Banalizzo in maniera molto semplice per farvi un attimino capire. E il secondo aspetto, che adesso è di estrema attualità, è la grandissima solidarietà che questa comunità ha ricevuto. Va bene, io ringrazio di cuore perché è sempre disponibile quando lo chiamo. E non è facile di questo tempo. Ci racconterai, non posso sapere io. Unità, perché adesso ci sono tantissimi bambini. Quindi pari a 773 nuclei familiari. In più bisognerebbe aggiungere anche i morti che sono stati perché qualcuno è morto da crepacuore, qualcuno è morto per soccorrere, e poi ci sono anche un elenco dei bambini mai nati e 453 mai ritrovati. Questo è, avete sentito il sindaco che ha detto sono 470 i bambini, sono anche 250 i bambini delle scuole elementari che sono feriti insieme ai 15. Quello è una icona religiosa che logicamente, essendo in legno, sono state portate come la
mais dura, a água mais pura do meu coração. Que o tempo me diz ao ser aprendiz, o amor afinal nunca será in vano. Primo, la quantità che aveva previsto il famoso Edoardo Semenza, 200 milioni, loro ne butteranno in acqua 40 milioni.